L'ondata di maltempo di questa mattina ha provocato danni un po' ovunque nella Marca, non tanto per la pioggia quanto per il vento che ha provocato il distacco di rami quando addirittura la caduta di alberi e della palificazione dell'energia elettrica e del telefono. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, mentre solo per Castelfranco da rilevare come un grosso ramo si è precipitato su un'auto in sosta a ridosso dell'ospedale, procurando il parziale sfondamento della capotta del vetro anteriore. Forte la mobilitazione dei vigili del fuoco, con quasi una quarantina di interventi. Qui siamo in via Calbassanese a San Floriano di Castelfranco, per pali telecom divelti dal vento, come a Codognè in via Campagne. Tanti gli alberi caduti sulle strade, alcuni anche in centro città, come qui a Montebelluna, dove due condomini di via Duse sono rimasti bloccati per ore dalla caduta di un grosso ramo di cassia che si è messo di traverso all'entrata. Intervento simile a Motta, presso l'Ecocentro, e anche tra Nervese e Arcade, dove in piazzale Berti, causa caduta rami, si è temuto anche lo straripamento di un canale vicino. Infine è da segnalare che la fitta pioggia e le raffiche di vento che spostavano arbusti e rami a ridosso delle rotaie hanno procurato ritardi anche di 90 minuti per i treni nella tratta Treviso-Udine. Unico lato positivo della situazione meteorologica è il repentino abbassamento delle temperature di oltre 10 gradi. Una situazione che già domenica e soprattutto lunedì cambierà, riportando sole e temperature oltre i 30 gradi in tutta la Marca.